What's up malandrini? Eccovi, benvenuti alla Bragottata 2024. Ma come si fa ad andare in bici presto la mattina? Ma come? Dopo essere passato alla storia per aver disegnato un pisellino umile di 200 km, oggi vi parlerò di una delle cose che mi è più cara al mondo. Le mie ex, manco morto. Gli amici, la mona, alla Vergine. Oggi vi parlerò della birra. Cosa vi aspettavate? Ma attenzione, solo guardando il video fino alla fine scoprirete che non parlerò solo della bevanda degli dei, ma di qualcosa ben più importante. E anzi, così facendo scoprirete dove sto andando e dove potrò degustarla nel modo meno immorale al mondo. Ma prima di raccontarvi 7 curiosità che sicuramente non sapevate su questa magnifica bevanda, partiamo con un po' di storia, che fa sempre ben fioi, La birra è la bevanda più consumata al mondo, subito dopo l'acqua e il tè, che robe là che un veneto non considera, ed è quella più consumata tra le bevande alcoliche, anche se col freddo che adesso vorrei più un vin brûlé. Ho il sole, fioie, grazie. No, non è vero. È un segnale divino quello lì. Innanzitutto dovete sapere che la birra è una delle più antiche bevande prodotte dall'uomo, risalente addirittura al V millennio a.C. Non a caso si trovano tracce ancora dell'antico Egitto e della Mesopotamia. E se un poco di tempo fa. La parola italiana birra deriva dal musicale tedesco Bier. Minchia! Un prestito del XVI secolo. Il termine ha rimpiazzato l'antico cervogia, che indicava le birre fatte senza luppolo. Dalla stessa parola tedesca deriva anche il francese biere, che lingua è il francese? Pensate che degli antichi manoscritti raccontano che le prime tracce di produzione della birra risalgono addirittura agli antichi egizi. Secondo me hanno visto dei geroglifici con qualcuno che beveva, hanno detto questa è birra. Da lì poi arrivò nel Medioevo e nei monasteri e i monaci beveva, fino a quando poi la rivoluzione industriale portò la produzione un po' ovunque fino ai giorni nostri. E dopo queste basi iniziali, ecco a voi 7 magnifiche curiosità sulla birra. Nel frattempo ho superato Trento, sono fiero di me. Curiosità numero 1. Le prime birre erano prodotte dalle donne. Nell'antica Mesopotamia erano proprio le donne a produrla, nelle loro cucine di casa. Pensate che il corredo delle spose prevedeva tutto l'occorrente per produrre la bevanda. Come se cambiai i tempi ciò? In peso? Non sposatevi, tanto poi vi lasciate. Curiosità numero 2. Agli egizi piaceva tantissimo la birra. Nell'antico Egitto la birra era parte della dieta quotidiana. Perché non sono nate in quell'epoca là? Sulle pareti delle tombe egizie sono emerse delle raffigurazioni del processo di fermentazione. Degli studi hanno concluso che gli egizi conoscevano diversi tipi di birra perché utilizzavano diversi tipi di grano. E era avanti. Inoltre la birra serviva per scopi religiosi, che non mi è dato sapere, e spesso impiegata nei medicinali. Pensare che c'è gente astemia. Addimetti! Guarda Vink che sei anche in Alto Adige! Oh! Il Braunburguter? Sì, il Pinot Nero. Ditemi se non è bellissima sta ciclovia. Poi ammetto che quando comincia il Trentino e l'Alto Adige è davvero curata alla perfezione. Mi dimentico quasi che sono a 150 km a 20 birre consumate. Guarda qua, guarda qua! Ma prima della terza curiosità, 2 paroline veloci su quello che sto utilizzando per questo viaggio. La bici è la mia gravel di sempre, la Wheeler Rave SLR. Tra le altre cose sono usciti 2 nuovi colori che vi consiglio di andare a vedere sul sito dal link in descrizione perché sono fantastici. Una bomba da bici che monta Shimano GRX elettronico a 11 velocità con pedali e scarpe Shimano, che in abbinata è come avere l'attacco e la tavola da snowboard dello stesso marchio, ve lo consiglio. La Selle invece è la nuova Selle San Marco 3D Short Fit, di cui sono felicissimo di essere diventato il nuovo ambassador. Mi hanno anche fornito un codice sconto dove potete avere il 15% di sconto sul loro e-commerce. Mentre qui dietro ho una chicca che vedrete solo a fine video. Se faccio una bragottata la faccio fatta bene, fioi. Se riesco a fare questi viaggi e queste bragottate è soprattutto grazie alle aziende che mi supportano. L'unica cortesia che vi chiedo è di cliccare sui link in descrizione anche solo per darci un'occhiata. E se non vi porto VPN strani, criptovalute o carte di credito miracolose, chiedere un like e un vostro click è poca roba in confronto. Non vi costa niente, pollicione e cliccate in descrizione tutti i link. Grazie fioi. Ora, visto che dopo 190 km e 26 birre consumate sono leggermente copà, faccio un attimo un riposino dalle parti di Bressanone con tanto di TV in crucco e ci vediamo domani. Ale! Non vi ho detto ancora dove sto andando, ma oggi c'è salita e con la bici con le borse così non sarà per niente semplice. Che freddo che fa! Ma bando alle ciance, vediamo di scaldarci con la terza curiosità sulla birra.
Per molti di voi questa magari potrà non sembrare così strana, ma esistono infinite tipologie di birra. Pensate che è impossibile stabilirne quante. Vi basti pensare che solo in Repubblica Ceca ne esistono 470 diverse. Ed è proprio la Repubblica Ceca a dominare la classifica dei consumatori pro capite al mondo. Adesso io non vorrei dire, ma essendo veneto non sono così convinto. Va bene la Repubblica Ceca, ma mi sa che questa classifica non ha fatto i conti con la città con il maggior consumo di alcolici d'Italia. Non lo so. E come immaginavo, ecco che cominciano le salite. Poi siamo all'11%. Ho finito i cambi. Sui piedi. No, sta sentato. Occhio che si impegna la bici. Ma la madonna! Sì, facciamo un po' di zig zag. No, dai, no. Dai, gasato. Manca 2 chilometri. 12%. Ma state calmi. Poi di là. Anche grave adesso. 16%. 170 battiti. Sono 5 gradi. Dove sto andando? Dove? Chaps, cioè? Non dirmi che ho sbagliato strada perché non torno mica indietro. Fuori percorso. Perfetto. Classico del Bragotto. Dai, per piacere. Salve, ciao. Erano esseri umani o avevo le visioni? Qualcosa mi dice che oggi sarà veramente durissima. Ma non si molla mai. Aspetta a dirlo, Roby. Se vedi la neve te torni a casa. Promesso. Ma dopo la salita non dovrebbe esserci un po' di discesa, mai qua? Che poi questo freddo, sto sudando, prendendo freddo, poi ho caldo, poi sudo, poi mi congelo, poi ho ricaldo. Metti giacchetta, togli giacchetta. Boccettino lungo mi serve, boccettino. È uno sport di merda! Oh, eccola la discesa. Giù sui manubri, Robby. Vai gasato. Vado! Sì, ma che freddo fa! Yeah! Quanto mi gaso in discesa però. Quanto bello è! E dopo pezzi di ciclabile clamorosi e piantagioni di mele ovunque, che buone, ecco a voi la quarta curiosità sulla birra. Non ci crederete perché non ci credevo neanche io, ma in Germania c'è un birradotto. Sì, a Gelsenkirchen, che roba là? Si trova una rete di tubature lunga 5 km, dove una cisterna riempita di birra appositamente per le partite porta la birra a tutti i bar e pub nei pressi dello stadio locale. Ingegneria level Homer Simpson. Espandi il mio cervello, succo dell'apprendimento. Bellissimo. Devo fare ingegneria idrica quella volta, non liceo artistico. Io ho giocato per anni a calcio da piccolino, con quasi un provino in Serie A. Storia lunga che magari vi racconterò un giorno. Però sarebbe il sogno di ogni tifoso, anche da gestire. Che bello. A volte la Germania nasconde delle sorprese. Poche, ma le nasconde. Andiamo a Berlino, Peppe! Andiamo a Berlino! Oh, delle mie ex anche qua. Ovviamente non stavo registrando, ma ho appena beccato Ale Schwarzer. Numero 1 è a piedi. Di simpatia un po' meno, ma vabbè. Gli ho chiesto una foto al volo, diciamo che non era proprio disponibilissimo. Ma ci sta. Minchia se l'hanno truffato lui, oh. Vi consiglio il documentario su Netflix. Tanta roba, purtroppo. Fioi sono a Vipiteno. Che bello però, non c'ero mai stato in centro. Caratteristica. Ce ne sono dei crocchi che non fanno la minchia. Ehi, cos'è quella roba lassù? Avevo detto che torno a casa. Non devo passare di là, vero? Vero? Ennesimo strappetto del giorno. Sui piedi, Roby, sta senta! Sto sclerando. In sta zona dell'Italia è più Gesù, ma io continuo a vedere madonne. L'avete visto anche voi, vero? Lo so. Fioi so ufficialmente desfa. È proprio dura oggi. Non solo per il freddo, ma non mi aspettavo così tanti strappetti su e giù. E mi sa che mi manca ancora quello peggio. Ma non si molla! E infatti da qui comincia la salita verso il Brennero. Se mi passa un altro vecchietto con le bike a 20 all'ora di fianco, giuro che gli buco le gomme. Che bello però. Manca solo che salti fuori l'orso. È ottobre, vero? Sono in letargo. Dai, Roby, su in piedi al 15. Ma dove vuoi andare? Ma sì, tomato. Sta sentava piano. Dai sui piedi. No. Non capo più. Roby Segan, niente, sta fermo, sta buono. Bella la bici, bellissima. Ma la moto, un po' di più. In salita almeno. È durissima. Sto facendo il Colle Isarco. Non potevano tirare una gettata di cemento e costruire un ponte? Cosa che hanno fatto? Peccato che non sia transitabile in bici. Da quanto ne so. Dai che forse è finita. Dai che vedo la cima. Dai che spiana. Spiana dove? Oh, una galleria. Salve, c'avevo uno dietro, ok. Non mi sembra vero, ma c'è il sole.
Ma c'è il sole per davvero? E quella è l'Austria? Un po' stento anch'io a crederci, ma sono in Austria, fioi. E c'è anche il sole. Sono io il sole, lo so. E vi faccio pure un esempio. Pasta, krauti. Non l'avrei mai detto in vita mia che ce l'avrei fatta. Ma non sono ancora arrivato. Superiamo la frontiera senza farci arrestare e giù sui manubri andiamo manetta fino a Innsbruck. Ma no! Che freddo! Giù il ginocchio qua alla Bezzecchi. Vai Carognito qui, a Ovetto, alla Manzi. Si vola! Non è vero, c'è la neve, non è vero. Aia. Ma se mi ha motivato sta discesa il sole. Mi sembra di avere energie nuove. Aspetta a parlare, Roby. Sta tranquillo. Guarda che ci sono anche le mie ex austriache. Wuff, wuff. Pazzesco come ti sembra di aver finito le energie e poi raggiungi un piccolo obiettivo che è l'apice di una salita o l'arrivo di una nuova nazione e ti sembra improvvisamente di essere appena partito. La bici è più testa che altro. È incredibile sta cosa. Non riuscirò mai a capirlo. Riuscirò a capirlo e come, visto che ho sbagliato strada. Porca di quella puttana. Rieccoci in ciclabile austriaca. Mi sta facendo fare 1000 diete per non farmi andare in statale. Però che posti assurdi. No, ma quella salita là. Basta. Gravel. Molto battuto. Bello, bello. La gente come noi. La gente come noi. È sempre al bar. Ragazzi, non bruttissimo qua. Saluti. Vado. Non lo so, qualcosa mi dice che ho fatto la vecchia strada che si fa a piedi. E anche se ho mangiato la peggior pizza di sempre, non che babaro abbastanza discutibile, ammetto che Innsbruck è veramente una città meravigliosa, incastonata tra le montagne con dei luoghi incredibili per fare snowboard, che non vi dirò mai, perché per me esiste solo Ortisei, e tra l'altro super skateabile. Mai bella quanto Bassano, sia chiaro, però ammetto che al tempo, quando ero in fotta dello snowboard seriamente, un pensiero per venirci a vivere l'avevo fatto. E poi se pende mona, da quello che so, mi hanno detto, non per esperienza. Più o meno. Uscito da Innsbruck, sono finito non so dove e sto lottando tra la stanchezza infinita dei 130 km di oggi e delle 18 birrette attuali per tirarmi su. Ecco a voi la quinta curiosità sulla birra. Ebbene, forse non lo sapevate, ma un tempo non esistevano le bottiglie di birra. La prima bottiglia è stata venduta nel 1850. Prima di allora le persone andavano nelle taverne con i loro secchi e in pratica li portava a casa pieni. Pensate che alcune birrerie hanno conservato questa antica tradizione. Devo scoprire dove. Arrivo là con la cisterna. Se qualcuno ha info a riguardo mi faccia sapere qui sotto nei commenti. So ufficialmente in mezzo al niente. Scusate ragazzi, ho un po' spinto perché volevo arrivare a un orario decente, ma ho trovato una strada chiusa a 20 km dall'arrivo. Ma che bragottata sarebbe se non ci fossero imprevisti! In ogni caso sono ancora vivo e con 188 km e 26 birrette consumate, se riesco a entrare in hotel, ce l'ho fatta, sono leggermente stanchino, ci vediamo domani, non gaffo più. Oh! Stamattina sono carico come Lance Armstrong senza Apple. E fa un freschino che ve lo auguro. Prossima bragottata la facciamo a luglio, Ma visto che dobbiamo svegliarci fuori, ecco a voi la sesta curiosità sulla birra. Chi potevano essere i maggiori esperti della birra in Europa? I monaci! Evviva la chiesa! Forse l'unica roba buona che ha fatto. In pratica il processo di preparazione della birra in Europa era riservato ai monaci, in quanto erano le persone più istruite della società. E che credo con tutti i scarichi che aveva. Non sono un fan della chiesa, si è capito? Tuttavia la birra era una bevanda tipica, consumata da tutte le classi sociali. E sapete perché? Non solo per il suo valore nutriente, ma perché era più conveniente bere birra che acqua, in quanto l'acqua era spesso contaminata. È un sogno. Perché non sono nato in quell'epoca? Dimmelo, tu no? Ok, in Veneto succede la stessa roba attualmente tra l'acqua e il vino, ma questi sono dettagli. Che bello essere veneti. Certo che anche le parti in gravel qui sono proprio curate. Veneto, impara! Bevi vin, bevi vin, bevi vin, non bere aranciata, bevi vin. E alla nostra età devi essere sposato con 2 figli, laureato. 'Cause you will isolate, alienate, no one can appreciate the poor misunderstood. Altro che fotografo, il cantante. Nel frattempo, cantando, ridendo e scherzando, benvenuti in Germania a Rosenheim. E chi l'avrebbe mai detto? Ma non sono ancora arrivato alla destinazione finale. Ok, forse, adesso me lavo. No! Posso dirvi una roba? Fo il giro.
Ok, Fioi, mi sono ricciappato. Che bello anche qui. Non sembra neanche di essere in Germania. Tantissimo gravel oggi. Sentieri lungo argini dei fiumi, ma non finisse più. E infatti, per non farci mancare niente, ecco a voi l'ultima salita prima dell'arrivo a destinazione. Wow! Ma dove sono? In Costa Rica. Bellissimo. Peccato che sono al 16%. Tossorea. Scusate, 18%. No, basta. Scampa! Sui piedi, sui pedali, Roby. Vai gasato. No, non te FP. Aiuto che non si molla mai qua. Ma la Germania non doveva essere tutta piatta. Ma dove? Ma truffato? Mi mancava una salitella al 18 prima di arrivare. Prossimo anno torno in ferie alle Filippine. Tutto piatto. Ce l'ho fatta. Non ci credo. Ciao. Non cagate mai, mi raccomando. E vi dirò, è giunta anche l'ora di togliermi un sassolino dalla scarpa. Nel senso che avevo veramente un sassolino nella scarpa. Che belle sono queste RX8. Comodissime tra l'altro. Ah, che bomba qua! Bellissimo. Vado. E subito dentro al bosco. Che meraviglia. Dovrei esserci un po' abituato, ma si vedono veramente dei posti incredibili in bicicletta. Pigliatevi una bici perché vedrete delle cose, farete delle esperienze sia personali che a livello fisico che finché non ci provate non potrete mai immaginarlo. Che bello. Un saluto a Jackie, sapete voi? Ciao patatina. Ha messo su qualche chilo da quando la ricordavo un po' più magretta. Si scherza, eh? Anche qui, come vi ho sempre consigliato, chiesa fontanella. Penso l'unica fontanella pubblica e potabile della Germania. In questo possiamo migliorare, oltre che sulla cucina, sul calcio, sulle tipe dopo i 20 anni, sulla simpatia, sulla politica, sul turismo, ma sul cibo soprattutto. Non preoccupatevi, non mi sono dimenticato della settima e ultima curiosità sulla birra, forse la più strana, ma è con un cicinin di orgoglio. Non dico mai che sono fiero di me, ma sono fiero di me, e vi assicuro anche un pizzico di commozione perché ancora non ci credo che posso dire di essere arrivato a destinazione. Fioi, benvenuti a Monaco. Grazie. E tecnicamente ancora non ci credo. E dopo altri 104 km e 12 birrette consumate sono veramente arrivato. In pratica ho fatto un totale di circa 500 km, più di 3000 metri di dislivello e qualcosa come 64 birrette consumate che probabilmente mi berrò tutte stasera. Trovate tutto su Strava, per chi non ci dovesse credere. E per quanto mi sembra ancora impossibile, ci tengo davvero a ringraziare Villier per avermi donato sta bomba, Shimano per non avermi creato nessun tipo di problema, un orologio questo cambio, e Selle San Marco perché se ho fatto più di 20 ore seduto qui e sento ancora le mie ciappette, vuol dire che è bella comoda. Trovate tutti i link in descrizione, per favore dateci un'occhiata, è il modo migliore per supportarmi, non vi chiedo altro. E se mettete un like vi voglio bene, a tutti, più a tutte. Ma ora, secondo voi, io potevo venire in Germania senza un travestimento adeguato? Ovvio che no! L'Ederos pesava troppo, Ma la chicca delle chicche è questa ciabattina Shimano tipica tedesca che però ha l'SPD dietro. Ovviamente abbinata col calzino bianco, rigoroso. Siamo in Germania, non volevo sfigurare. Anche Simon Gruber sarebbe fiero di me, lo so. Ciao merda. Ma passiamo alle cose serie. Vi ricordavate a inizio video che vi avevo detto che solo arrivato a destinazione avrei potuto degustare la birra nel modo meno immorale possibile? E beh fioi, non sono mica arrivato a Monaco per niente. Anche perché qui la birra è solo da litro. Salute! Stasera la tiro e c'è anche il mio amico Riccardo. Va bene così. Finirà malissimo. No vabbè, mi sono innamorato 182 volte e sono qua da 12 minuti. Ah, ma la settima curiosità sulla birra: esiste la fobia del boccale vuoto. Si chiama cenosilicafobia ed è la paura di trovare il boccale vuoto. Pensate che chi ne soffre può avere propri veri attacchi di panico. Non è il mio caso, anche perché non sei mai godo. A proposito, io non vado più via da qua. Vado a fare pipì. Hai una figa ragazzi. Ho imparato il tedesco. Mancava uno sciottino. Non è male. Lo Jägerino. No! Bellissima questa. La dinamissa e ballo. Beh insomma, fatto chiusura anche all'Oktoberfest. Sì, però la morale della favola qual è? Beh, il morale è che fino a qualche anno fa mai avrei pensato che ne sarei stato in grado. In bici, da solo, da Bassano a Monaco per una birra. Quasi 22 ore seduto in sella attraversando il Veneto, il Trentino, le Alpi e tutta l'Austria. E da lì tirare dritto fino all'Oktoberfest.
Ma figurati se era fattibile per uno così scarso in tutte le attività che prova a fare, per uno che prova qualsiasi cosa ma che alla fine non eccelle mai in nulla. E invece, nel mio piccolissimo mondo, e con una minima soddisfazione personale nel poterlo dire, ce l'ho fatta. Una storia ed un ricordo che mi porterò appresso per sempre. E quindi ragazzi, che sia per una birra, una storia, un amore o anche solo per un ricordo che non riuscite a cancellare, vale sempre la pena non arrendersi mai. Ognuno di noi ha una forza immensa e qualsiasi sia il motivo che ci spinge a non arrenderci, ha e avrà per sempre un senso. A tutti voi sensibili, irriducibili romantici e a tutti voi sognatori, per favore, vi prego, non mollate, non arrendetevi mai.